Ecco una delle spiagge cittadine di questo paesotto, si dice sia anche una delle più belle d'Europa. E c'è anche gente che fa il bagno, che sarà a 3 gradi, eppure gente pacifica in costume che si butta in acqua. Era la gente che nuota, sì beh. A Consuelo ha detto, un peccato se lo sapevo mi portavi il costume. Allora, roba bella, ma è roba meno bella. Segui lo stile almeno, no? Artisti per caso. Ruota. Camminata, Consuelo. Qua siamo a San Sebastian. È un'altra cittadina molto grossa dei Paesi Baschi dopo Bilbao. Raccomando, se volete venire a visitarla pagando il meno possibile, venite fuori stagione di domenica che non si paghi i parcheggi, se no è una fusiata di 3 euro all'ora del parcheggio, quindi venite fuori stagione che tanto va bene stesso. Come avete visto il bagno si può fare anche adesso perché c'è gente che fa il bagno. Sta lavando la ruota panoramica. Andiamo verso la città vecchia adesso, via. Ecco a voi la biblioteca municipale, carina. Gente che corre, gente che fa sport. È Consuelo che va in cerca del cesso. Andiamo in cerca del cesso, che in spagnolo è o basco? Comunac. Sì, ma è spagnolo o basco? Spagnolo, basco, boh, vabbè. Basta capirsi. È a pagamento? Boh. Comunque a quanto pare è una concezione fin dall'antichità, insomma, del passato, i palazzoni, però sti qua hanno un senso, sono anche caratteristici, però quelli nuovi sono un pugno nell'occhio, piccionaie, gabbie per criceti o per conigli. Maria Vergine, c'è qua a San Sebastian che sei accese gratis. Bella anche questa qua. Quattro bei cannonsini a difesa della città. E di qua adesso c'è la bocca. E anche là, un Fede Flisk. Quel faro. Carino dai. E su qua in cima ci dovrebbe essere il castello. Ciao. Guarda dove casa Dio. Cosa fate voi due? Via, infatti. Boh, qua ogni finestra ha un numero, non so se sia per giocare alla tombola o se ogni camera, se ogni finestra corrisponde a un appartamento, probabile. Attenzione, attenzione, perché Consuelo si è informata lì dentro dove c'erano tutti quanti i numeri, facevano la corrida e ogni numero era tipo il palchetto del teatro per poter guardare la corrida. Adesso per fortuna la corrida non la fanno più e i tori non gli dopo più cazzo. Ancora? Sì. Ma non li ammazzano più i tori però? Non lo so. Boh, non so. Fanno ancora la corsa dei tori, ma la corrida secondo me non la fanno più. Secondo me. Correggetemi se sbaglio.
Guarda qua, tutti matti lotteria, in coda per la lotteria. Poi gioca dappertutto, guarda. Wow. Paese che vai, pinchos che trovi. La roba meglio qua, mangiare e bere. Po' di basilica, guarda che roba. Sarisi là. Ah, comunque il castello è lì in cima dove c'è quel Cristo, penso, una Madonna, non lo so. Era troppa salita andare fin su là, quindi l'abbiamo visto da sotto. Sono fia stufo del camminare, non mi entusiasma tanto, ma non ditelo alla Consuelo. Ecco, contenta? Churros con cioccolata calda. Dolcissima. Dolcissima, Maria Vergine. Cosa si fa per amore? Bevere cioccolata calda che mi fa schifo. Vabbè, non importa. Volete vedere la cosa un po' triste? Anzi, la più triste che ho visto in zona? Babbo Natale, che non è Babbo Natale, è mezzo imbriaco che fa i bolle di Saone. Adesso guardiamo di là, facciamo finta dei pomi. Adesso il toccio un'altra volta, guardalo. Guardalo, belle, le bolle sono belle, lui un po' meno. Poveretto, mi mette anche impegno piccolino. Va bene, vista anche questa. Adesso teoricamente andiamo là in cima, prendiamo la funicolare e andiamo a vedere una cosa particolare. Un sacco di gente oggi. Se volete vedere un'altra cosa tipica, a parere mio un po' così, non so, dal paese, fate tutta la spiaggia, venite fino qua in punta e troverete i pettini del mare o nel mare. Praticamente queste 3 sculture di ferro, ormai ruggine che entrerà nel mare dove nel mare non ci dovrebbe essere probabilmente, così per abbellire questo pezzo di scogliera. E qua teoricamente da quei punti là e sotto quelle scalinate lì dovrebbe essere un po' come c'è il pianoforte marino a Umago. Non so se siete mai stati a Umago a vedere il pianoforte marino, insomma con la forza delle onde qua dovrebbero fare degli spruzzi e là suonare. Ma come potete vedere oggi il mare non è poi così mosso e quindi non c'è né sgiansi né suoni. Bene, avete visto anche questo? Guarda che bel guarda l'orizzonte, che piatto che è. Sarà mica che la terra è piatta e non sferica? Ma non lo so. E adesso funicolaire del Monte Igueldo, chissà cosa troveremo in cima. Ma funicolare, yeah! Costo 4,5 € a testa, solo salita, poi si torna a piedi, anche a massa. Buonanotte. Ehi. Panorama in cima della funicolare. Sì. Comunque in cima alla monortaia funicolare c'è una sottospecie di parco giochi. Allora qua, Rio misterioso, 2,30 € per persona, quindi ti vieni su e ti te paghi un'attrazione alla volta. E qua c'è tutto, tipo i tronchi, però guarda con che vista. Ovviamente è chiuso. Adesso andiamo in exploration, qua sarà anche questo, basta, deve finire tutto. No, perché se abbiamo speso 9 € per venire su per sta roba qua e basta. È il mulino. Ah, sotto qua c'è un faro. Bello naturalistico. Altre giostrine chiuse, c'è il trenino
Sopra là Ti dicono c'è la accesso casa del terrore. Canto di Serena. Qua sono un po' di Porco Avventura, robe da mangiare, solite robe, ma tutto sarà qua però. Mannaggia, nega c'ava qua. Ah, teta, Adesso siamo venuti. come no, sì. Ah, comunque, fatta l'error, a parte il fatto che qua sto mini parco giochi è tutto chiuso, si potevano risparmiare i soldi della monorotaia e vieni su in macchina. Ascolta sempre che altri ti. Va bene. Sarebbe figo però se fosse aperto. È un micro Gardaland in montagna, in cima al monte. Tutto bello, 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 bella la torre. Parco giochi tutto chiuso ovviamente e sarebbe comunque a pagamento ogni attrazione. L'unica roba aperta quasi è l'albergo con il ristorante che vabbè, se tanto mi da tanto sarà caro impestare. Quindi adesso vediamo come scendere a Penoni. Con 8 euro di funicolare si riprende la La macchina. Consuelo mi suggeriva una cosa di dirvi. Tanto evitate di buttare via 8 euro di funicolare Ma che è bellissimo. semplicemente per vedere il panorama. Perché se c'era anche tutto il resto faceva un po' di ambiente, roba strana che... Però qua, male che vada, qua avete tutti quanti i parcheggi gratis per parcheggiare. Se volete potete andare giù a piedi fino in paese e poi tornare su a piedi per sparagnare. Perché se no parcheggiate gratis, un po' avete i 9 euro di funicolare per tornare su, quindi il gioco non vale comunque la candela. Stai in paese piuttosto, che con 9 euro mi c'avevo una birra. E se non pubblicheremo video, preoccupatevi, chiamate qualche aiuto. Scendendo dal parcheggio del mega parco giochi, in prossimità di un incrocio, il primo che trovate, sulla sinistra c'è un segnalino di un sentiero. Si prende una strada sterrata, si arriva davanti al cancello di un'abitazione e sulla sinistra c'è il sentiero che prosegue. Adesso stiamo scendendo su foliage marcio e paccioroso. Si chiama trekking urbano. Si chiama trekking urbano, dice la Consuelo. Perché già lo si stava innervosendo e Sì. l'ho dovuto portare nel bosco. Ho mal di schiena che metà basta ancora. Bisogna che vada a farmi curare qua. Poco da fare. Sarà artrite, artrosi, roba così probabilmente. Boh. Senti, abbiamo appena un'età di scarpe. Mamma mia. E scendendo dalla montagna sotto questo bel palazzone con lievi segni di infiltrazione di umidità, di sborrare che roba, siamo passati anche per un pezzo del cammino di Santiago. Beh, piuttosto che un pugno su un occhio, meglio piuttosto. Guarda che palazzoni devo, mamma mia. Però sono in mezzo al verde, dice la Consuelo. Sì, però che sbirami, neanche se mi pagano stavo su un palazzo del genere. Ecco, ti vedi una roba così, un quartierino così, molto più carino. Guarda che belle casette, tutte ordinate, tutte coccole, tutte uguali sì, però insomma manco un pugno su un occhio rispetto ai palazzoni. Beh, ognuno ha quello che vuole. Ai contrasti, casette a schiera carine, che probabilmente erano le tipiche di una volta. Tum, palazzoni da 350 piani. Oh amore, ma ti vieni da città, guarda che roba. E queste qua casette qua, queste qua sono carine, guarda. Boh, a me non piace. Mi dispiace per la Consuelo, probabilmente, che pensava mi piacesse, ma a me non piace. Visto anche San Sebastian, avete visto quello che abbiamo visto noi. Teoricamente abbiamo visto più o meno quello che c'era da vedere. Cosa fare, cosa non fare, l'avete inteso. Basta. Andiamo avanti, altra tappa, altro video, forse, non so. Ciao.